Non è che sia molto contento di darvi questo tipo di notizie perché conosco Fabio Godino da tantissimi anni, conosco bene la famiglia e veramente un po' un dispiacere, ma questo è la quarta volta nel giro di 18 anni che viene praticamente si mette nei guai sempre per droga, tra l'altro sempre per grossi quantitativi. Questo ultimo era già ai domiciliari per l'ultima condanna avvenuta circa un anno fa e anche avendo i domiciliari aveva giustamente gli orari per andare a fare la spesa ed è stato colto in fragrante dai uomini, gli agenti della polizia del commissariato di Chioggia che spacciava tranquillamente in corso del popolo. Tra l'altro bastava guardarlo per capire che tipo di situazione ci fosse e quindi c'è stato l'arresto in fragranza di reato e adesso è in carcere a Santa Maria Maggiore a Venezia e onestamente io personalmente lo dico, non è una cosa bella da dire ma spero che ci rimanga perché non è assolutamente giusto, nel senso che vedere che chi spaccia e viene preso per tutte queste volte con grossi quantitativi di cocaina e adesso non so questa ultima volta, ma le volte precedenti è stato trovato con quantitativi molto importanti, che continua a farsi la sua vita tranquillo sotto gli occhi di tutti, francamente era veramente un segno sbagliato. Purtroppo proviene da un'ottima famiglia, veramente carissime persone, ma io credo che ormai non abbia più il contatto con la realtà e questo è sempre purtroppo il risultato dello spaccio della droga perché anche lui era un consumatore e quindi questo è quanto. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.